Rieccoci, ultima parte del Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il primo cittadino di Padova Sergio Giordani. Abbiamo parlato di studentati, del futuro degli spazi per gli studenti dell'Università di Padova. Abbiamo parlato di un'altra tematica calda per il futuro della città, vale a dire l'ex caserma Prandina. Come anticipavamo, adesso Sindaco affrontiamo altre due tematiche. Cominciamo dall'area di Pontecorvo, perché nei giorni scorsi insomma, sono stati spiegati, illustrati tutti i piani per la sua riqualificazione. Avete investito circa un milione di euro. Ecco, le chiedo quanto era importante mettere mano in quella zona, che tra l'altro è una zona, anche quella è un po' una porta d'accesso al centro della città. È una porta d'accesso, tra parentesi, splendida. È stata fatta riqualificata proprio la fronte e la porta. Michele ha fatto un buon lavoro, devo dire, si è molto appassionato, quella parte lì sta facendo un ottimo lavoro. Adesso stiamo sistemando il ponte, sotto le pedre in sicurezza, è una zona, una delle più belle zone di Padova, obiettivamente, anche come ingresso è stupendo. Per cui devo dire che... E soprattutto non sarà più spartitraffico, perché vedere una porta che aveva un po' in qualche modo la funzione di spartitraffico, insomma non era bellissimo, Sindaco, ce lo conceda, quindi nuove aree dedicate ai pedoni. Poi tra l'altro ci sarà anche la nuova rotatoria, quella tra via Stoppato e via Manzoni, vicino al vecchio distributore, per intenderci, quindi anche questo è importante. Lei ha sempre puntato molto, ha sempre creduto molto sull'abbellire le porte, adesso al di là della porta fisica, però gli ingressi in città. C'è qualcosa che riesco a fare, qualcosa che non riesco a fare, tipo Vassanello, non riesco a fare. Quello non le piace? No, non mi piace assolutamente, è una cosa imbarazzante. Una cosa che sono riuscito a fare è stato con il famoso distributore e là mi sono fermato, non riesco ad andare avanti. E sto continuando con i miei tecnici a cercare di risolvere il problema. Cosa non faccio? Perché quando c'è di mezzo il privato, ovviamente c'è il diritto ai privati, nessuno si sogna a toccare i diritti privati, è difficile operare, perché penso volentieri non ha risorse economiche, oppure ha paura di investire, non sanno cosa capita, però veramente quello è un punto che spero entro fine mandato cercare di risolvere, perché è veramente, ogni volta che arrivo da quella parte là mi giro da una parte e vedo una bruttura, mi giro dall'altra e vedo una bruttura, veramente è brutta. E questa è una zona splendida, ma veramente tra l'altro qui siamo a 2 passi dal Santo, quindi anche l'ingresso che ha qualcosa di importante, molto bello. Anche qua un po' di disagio forse ci sarà nei prossimi mesi per i lavori. Bisogna pensare una cosa, per fare cose, per farle, bisogna mettere mano alla situazione, per cui è chiaro che creiamo disagi, però l'alternativa è non fare nulla. Non fai nulla, siamo tutti tranquilli, non c'è niente, però dobbiamo pensare alla città del futuro. Abbiamo una città fantastica, favolosa, bellissima, e ognuno che arriva a Padova dice, turisti, gli stranieri, ognuno è entusiasta di questa città. Bisogna lavorare tutti insieme, perché io capisco l'opposizione, fa il suo lavoro, cioè ognuno tira acqua al suo mulino, ci sono le elezioni europee. Ma vorrebbe un po' più di collaborazione da parte dell'opposizione o le va bene così? Io non posso lamentarmi dell'opposizione, assolutamente. Alla fine fanno il loro mestiere, ma anche sono collaborativi. Io ho un buon rapporto di là di tutte le cose. Sì, ognuno ha le sue schermaglie quando siamo in consiglio, però ho un ottimo rapporto con loro. Penso che abbiano capito tutti che quello che sto facendo io è far sì di tenere tranquilli tutti per lavorare, perché alla fine la città non è la maggioranza o dell'opposizione, è di tutti, e per cui se facciamo qualcosa, anche se non è condiviso, ma tutti ne hanno benefici. Io ragiono così, sia per quanto riguarda la parte del comune, sia per quanto riguarda la provincia. Anche in provincia ha ottimi rapporti. Sono veri schieramenti politici di tutti i colori politici, però stanno collaborando tutti nell'interesse della provincia, per cui sono soddisfatto, anche lì. Io non sono capace di litigare, per cui ho detto sempre facciamo le cose assieme. È chiaro che per fare le cose assieme, una volta devo dare ragione a uno, una volta all'altra. Un atteggiamento classico del padre di famiglia, ma devo farlo, è facilissimo litigare. A patto che però insomma, le idee ovviamente abbiano a che fare con quelle che sono le sue. Ovviamente sì, non sto dicendo le sue, quelle della maggioranza, vanno fatte in maniera equilibrata senza esasperare i toni. Se esasperi i toni viene fuori disastri, non sono d'accordo mai. Altro accesso alla città che non le piace è quello di via Trieste, se non sbaglio, ne avevamo già parlato in passato, però col parco Tito Livio dai qualcosina lo state facendo, mi sta piacendo. Se avete visto sta crescendo l'erba, bravo dirigente, il nostro Ciro Di Innocenti, che finalmente è riuscito a seminare, a irrigare, già sia da una parte
definita sotto l'aspetto della pulizia dell'area. È stato concessionato al privato, spero comincerà a brevissimo i lavori. Saranno coperti quei 2 edifici che non posso più di vedere per fare i lavori, per cui almeno non si vedranno più finché non saranno finite. Anche quella sarà anche quelli vincolati, tra l'altro. Anche quelli vincolati, anche quella sarà una bella zona, verrà veramente bella zona. Altra riqualificazione che però in questo caso è tutta privata, però interessa anche e non poco la città, è quella dell'ex stazione di Campomarte. Siamo nella zona, nella zona Palestro. C'è un importante progetto di un parco fotovoltaico che sta portando avanti Ferrovie. Credo che comunque ci siano le interlocuzioni anche con Ferrovie anche su questo tema, nonostante si tratti di un'area privata. È un'area privata delle Ferrovie dello Stato, per cui è libera di fare quello che vuole, però c'è un ottimo rapporto di collaborazione. Infatti hanno abbattuto gli alberi e ne hanno piantati 400 a fronte di 18 abbattute solo da memoria. Viene fuori un parco fotovoltaico di cui abbiamo necessità, ovviamente, sotto l'aspetto energetico. Loro potrebbero fare come vogliono, come e quando vogliono, perché è un'area loro. Però devo dire che c'è un'ottima interlocuzione tra Bressa, tra l'assessore e il Ferrovie dello Stato, stanno lavorando bene, trovando le situazioni. È un'area degradata, bruttissima, verrà riqualificata, migliorata su tutti gli aspetti, basta vederla, è una zona veramente orribile. Però anche qui, un po' alla volta viene sistemata. Ne beneficerete anche voi dell'energia prodotta naturalmente Ferrovie? Sono solo loro, private loro. Voi avevate, non so, avevate chiesto in passato a Ferrovie di poter intervenire su quest'area, perché appunto dicevamo è un'area privata, però non era bellissima da vedere tuttora, perché la riqualificazione non è bellissima da vedere. Non so se avevate chiesto in passato, visto che avete molti temi aperti con Ferrovie su tutta l'alta velocità, il Borgomagno, la nuova stazione, non so se avevate anche affrontato magari voi il tema legato alla vecchia stazione di Campomarte. No, è sempre stata esclusività loro, poteva essere utilizzato come merce di scambio per evitare di fare qualche parcheggio in verticale, anziché verticale, farlo sotterraneo. Stiamo ragionandoci con loro nell'ambito della nuova stazione, però è sempre stata un'area loro che è importante. Inizialmente volevano edificare, ecco, là non avevamo tanto accordo sul consumo di suolo, per cui hanno cambiato idea, hanno fatto il parco fotovoltaico, che è una cosa importante, l'energia che è prodotta è loro. È loro. Comunque avevate anche convocato... Anche noi stiamo cercando di fare questa cosa qua per il tram, pari pari. Non così ampie, ma... Quindi creare una zona riservata al fotovoltaico. Avete già idea di dove potrebbe essere? Più zone, anche se lo sapessero lo direi, più zone che servono per il tram, per energia elettrica per il tram. La energia elettrica, di conseguenza abbiamo bisogno di energia elettrica per il tram. In questo caso voi avevate comunque convocato lo stesso la conferenza dei servizi, ma credo fosse un atto dovuto più che altro. Atto dovuto. Però insomma avete quantomeno messo attorno a un tavolo tutti i soggetti interessati. Dicevamo poco fa, con Ferrovie avete diversi dossier aperti nei prossimi anni, anche qui cambierà molto il volto della città, soprattutto sul fronte del trasporto ferroviario. Cambierà moltissimo, devo dire, l'ho detto con soddisfazione, Sistemi Urbani, che è la parte immobiliare, diciamo, delle ferrovie, ha accelerato ha fatto una convenzione con Stefano Boeri, per far sì voi vi ricordate quello che ha fatto Stefano Boeri per quanto riguarda la nuova stazione e tutta quella lì, per portare a buon fine il tutto, hanno chiesto la collaborazione dell'architetto Stefano Boeri, che l'ha fatta, per cui si è detto molto interessato, e devo dire egoisticamente sono interessato anch'io, perché venga fatto quello che è stato progettato, per cui quando sarà fatta l'alta velocità sarà anche la stazione, prima di essere fatta la stazione per forza, sarà bifacciale vuol dire che sarà rivolta a nord verso la Cella, per cui finalmente sarà la giunzione tra Padova e la Cella, che sarà una cosa ulteriormente positiva per la città. Ci sarà un camminamento superiore con varie calate per andare ai binari, ci sarà la famosa ciclabile per far sì di superare i binari, quello che è stato previsto, per cui hanno chiesto collaborazione di Stefano Boeri per fare al meglio questa cosa. È un'altra parte di Padova che verrà rivalutata, anche sotto l'aspetto estetico sarà migliorata moltissimo. Dopo ci mettete il PBU, ci mettete IFI, è una zona che cambierà in maniera incredibile. Padova cambierà
totalmente. Nei prossimi anni. Io mi sogno queste cose qua, di riuscire a 3 anni, 3 anni e mezzo, di finire queste cose, non finire se non altro andare avanti in maniera tale che non si possa tornare dietro, per essere chiaro. Per cui io mi sogno 3 anni, 3 anni e mezzo di finire tutte queste cose. Questo è il mio motivo. Ci sto lavorando, ci sto sognando, ci sto tenendo tranquilli tutti, perché l'obiettivo è che Padova cambi nel senso del tempo. Abbiamo una città fantastica, può fare un salto di qualità a livello europeo, però non siamo una città grande, non siamo piccola, siamo misura d'uomo, un'università incredibile, un'azienda ospedale incredibile. È un turismo che sta crescendo. Prego? È un turismo che sta crescendo. Insomma, arroppiato, superiamo i 2 milioni. Arrivate a 2 milioni entro fine anno. Superiamo i 2 milioni quest'anno. Certo, porta qualche piccolo problema, tipo sono tanti B&B, di conseguenza ma anche questi sono problemi collaterali che però in qualche modo bisogna cercare di risolvere. Però io sono soddisfatto e contento. Lo sappiamo che sei entusiasta di quello che sto facendo e sono felice della mia esperienza, sono felice. Io sono fortunato ad aver avuto la possibilità di fare questa cosa. Sindaco, siamo arrivati in chiusura di questa nuova puntata del Sindaco Risponde. Grazie ai nostri telespettatori, soprattutto per averci seguito con insomma, diversi temi che abbiamo trattato quest'oggi, dal tema legato agli studentati, tornando a parlare di università, la questione dell'ex caserma Prandina, il futuro dell'ex caserma Prandina e poi alcune riqualificazioni di 2 zone particolari della città, Porta Pontecorvo e l'ex stazione di Campomarte. Grazie allora al Sindaco di Padova, Sergio Giordani. E forza Padova. Sì, perché gioca questa sera, allora voi rimanete ovviamente in compagnia dei nostri programmi. Dopo di noi l'informazione di TV7 TG, alle 20:30 poi torna tutti in campo Francesco Cocchiglia e i suoi ospiti in diretta qui su TV7 Triventa per seguire in diretta la sfida di Serie C, il turno infrasettimanale tra Padova e Renate. Grazie a tutti e una buona serata. Con il Sindaco Risponde torniamo come di consueto martedì prossimo alle 19. Arrivederci.